Dopo il grande sequestro di alcune settimane fa in via Pisa, i sigilli ad appartamenti e aziende nella sinistra Piave, a Treviso si torna a parlare di mafia nel seminario formativo per la rete degli enti locali, oggi all'auditorium della provincia. Il Veneto e la Marca non sono terra di malavita, ma territori che interessano sempre più le mafie italiane e straniere. L'infiltrazione malavitosa avviene soprattutto attraverso il riciclaggio di denaro sporco all'interno del sistema economico-legale, attraverso la compravendita di immobili. La regione è decima in Italia per numero di beni confiscati. Ci sono 85 beni confiscati, segno quindi di investimenti nel settore immobiliare e quindi segno anche di una collaborazione, di una prestazione di servizi da parte di professionisti e di imprenditori locali nei confronti di queste organizzazioni. La chiamano borghesia mafiosa, esponenti del mondo politico, imprenditoriale, economico-finanziario e investigativo-giudiziario, soggetti insospettabili in grado di assicurare ai mafiosi specifici servizi e relazioni. È una mafia silente, è una mafia che investe, è una mafia che non spara ed è una mafia che mira ad arrivare al controllo di pezzi dell'economia per poi passare probabilmente alla volontà di voler controllare dei pezzi di territorio. Ai commercialisti in primis e ai liberi professionisti trevigiani il monito degli esperti antimafia: non tutti vanno accettati come clienti, anche se paganti. Non bisogna prestare servizi a tutti i clienti che si presentano, anche se pagano e pagano bene. Oltre a quelli dell'ordine d'appartenenza servono altri codici deontologici, serve schiena dritta e trasparenza.